Vigili del fuoco, ambulanze, forze dell'ordine, centinaia di persone in strada. Attimi di paura nel pomeriggio, poco dopo le 16 al centro commerciale Conè di Conegliano, dopo che alcuni dipendenti e clienti avevano accusato lievi malori, bruciore in gola, tosse improvvisa, difficoltà a respirare ed un odore forte ed acre che usciva dall'impianto di areazione dell'edificio. Subito sono stati allertati i soccorsi ed il centro commerciale è stato evacuato a scopo precauzionale, un'operazione non semplice per vigili del fuoco e carabinieri, considerando che ci sono una sessantina di negozi su oltre 20.000 metri quadrati. Tra clienti e dipendenti sono state evacuate circa 500 persone. Dai primi accertamenti pare che il problema sia stato generato da un cortocircuito alle batterie di alimentazione delle porte scorrevoli che avrebbero disperso una densa nube non visibile ma dal fortissimo odore di acido. Le persone che si erano sentite male sono state soccorse dal personale del 118. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze.